Costruire tra economia e valori umani un legame indissolubile basandolo sulla solidarietà. Questo, fin dalle origini, è stato lo scopo fondamentale della cooperazione di credito. Un cammino iniziato 130 anni fa, nel 1883, a Loreggia, nel territorio padovano, grazie alla felice intuizione di Leone Wallenborg, di origine tedesca ma nato nelle campagne acquistate dal padre nel cuore del Veneto, poco prima della sua nascita. È proprio Wallenborg il nostro punto di partenza verso un'idea differente. Il giovane Leone, a 24 anni, dopo la laurea in giurisprudenza ottenuta a Padova a 19 anni, che è un primato anche per allora, è venuto qui e ha visto le condizioni in cui vivevano i contadini di Loreggia, ma erano condizioni comuni anche agli altri paesi, praticamente in tutto il Veneto. Dopo una serie di annate agricole negative, dopo il 1882, in cui c'è stata un'alluvione particolarmente ampia e grande, generalizzata in tutto il Veneto. Le condizioni erano veramente di una miseria indicibile, tanto è vero che è proprio in quegli anni che inizia il fenomeno dell'emigrazione. Wallenborg, giovane di buone speranze e di tantissima buona volontà, parlando con il parroco, con il cappellano, col medico condotto di Loreggia sapendo quello che in Germania aveva fatto Federico Guglielmo Raiffeisen, che aveva istituito le banche di prestito, pensa di portare anche qua da noi questa esperienza cooperativistica che si rivelerà veramente la chiave di volta per risolvere una volta per tutte il problema del credito agrario. Però Wallenborg capì che l'unico vero grande problema era quello di portare finanziamenti, di portare denaro, che doveva essere erogato a un tasso molto mite di interesse e soprattutto doveva essere restituito in tempi lunghi, quando il mondo agricolo poteva disporre di un po' di mezzi, per esempio al tempo della raccolta, al tempo della vendemmia. Insomma, i contadini hanno dei tempi che non hanno gli artigiani, per esempio, che non hanno i commercianti. Quindi ha studiato il fenomeno creditizio, che poi chiamerà appunto cassa di credito, cassa di prestiti agricoli, lo ha studiato in funzione del ceto agricolo, e questa è stata una scoperta, diciamo così, un'invenzione tecnica, ma soprattutto di solidarietà, indovinatissima, perché da Loreggia le casse di prestito si sono presto sviluppate e si sono diffuse in tutta Italia. Il suo è realmente un percorso controcorrente, innovativo e rivoluzionario per certi versi, imbevuto di cultura europea e di una sete di affrancamento tutta italica. È una cassa rurale laica, nel senso che Wallenborg ha preteso che solamente la legge economica stesse alla base di questo sistema, di questo funzionamento, perché anche le altre banche allora esistenti, per esempio le casse di risparmio, facevano prestiti, se volevano anche agli agricoltori, ma chiedevano di essere garantiti da una fideiussione, da un bene, da un immobile. Ma come facevano questi agricoltori che non possedevano nulla? Dare una garanzia. La garanzia che Wallenborg pensa è quella che il prestito dato a una singola persona viene garantito dall'intera società cooperativa. Allora si poteva fare così, oggi non si può più, le leggi sono cambiate. Allora uno chiedeva il prestito ed erano gli altri soci tutti insieme che garantivano della buona volontà di quello che aveva ottenuto il prestito. Se quello non restituiva, naturalmente i soci erano chiamati a farlo per lui. È chiaro quindi che controllavano anche come andavano spesi i soldi dati in prestito. È evidente, era un controllo reciproco. Per questo Wallenborg diceva bisogna che le casse rurali o società di prestito, come si chiamavano allora, siano sviluppate in ambienti piccoli, dove tutti si conoscono fra di loro,
dove si possono controllare, dove magari sono amici e quindi si aiutano anche in caso di necessità, non in una città dove c'è l'anonimato, dove la gente non si conosce. La Chiesa ufficiale, parlo della Chiesa dei Vescovi, si è accorta immediatamente della bontà dell'iniziativa economica di Wallenborg e ha ritenuto opportuno approfittarne e farla anche propria. Così il vescovo di Gambarare di Mira, Don Luigi Cerutti, nel 1891, quindi 8 anni dopo la fondazione di questa banca di Loreggia, fonda la Cassa Rurale di Gambarare, che è una cassa rurale cattolica. Cosa vuol dire? Vuol dire che è il parroco il presidente per statuto ed è il parroco che accetta, che ammette i soci. Naturalmente il parroco ha una visione cattolica, non può fare altro e quindi non ammette soci, per esempio, che bestemmiavano o che non andavano in chiesa. Wallenborg condanna queste iniziative non perché dica che non vanno bene, ma dice che non hanno un fondamento economico, perché non può esserci alla base di una istituzione economica una regola che non sia economica. Bisogna dire però che in pochi anni le casse rurali cattoliche sono diventate molto numerose, perché in ogni piccolo paese c'è una parrocchia, c'è una chiesa e i parroci più sensibili hanno ubbidito agli ordini dei vescovi e hanno fondato una cassa rurale. Dopo 8 anni, 9 anni in cui Wallenborg ha corso l'Italia per propagandare la sua iniziativa, qualcuno gli ha detto: ma perché non ti presenti candidato alle elezioni politiche? E quindi ha deciso di candidarsi alla Camera dei Deputati nel suo collegio, che era questo, quello di Cittadella Campo San Piero, era un collegio unico allora. È stato eletto e quindi ha iniziato un'attività politica, amministrativa centrale, diciamo così, dai grandi risultati. Si è visto dopo qual è stato l'impegno politico di Wallenborg. Politica quindi come viatico per il raggiungimento del bene comune, sia in senso civile sia in senso morale. Leone Wallenborg è diventato anche sottosegretario al Ministero delle Finanze con il Ministero Pelù, nel Ministero Pelù, e poi nel 1901 Ministro delle Finanze nel governo Zanardelli. In quell'occasione Leone Wallenborg doveva approntare un disegno di legge per la riforma tributaria. Lui la fece, ma un po' alla volta le sue idee che andavano verso il miglioramento delle condizioni di vita della povera gente furono smussate per non abbassare le spese militari. E quindi quando si accorse, quando si rese conto che la proposta che aveva preparato non sarebbe mai stata approvata dal Ministero, si dimise. Dopodiché continuò la sua attività interessandosi prevalentemente non solo delle casse rurali, che nel frattempo erano diventate molto numerose, ma interessandosi fino alla fine della sua vita di problemi economici, di problemi fiscali e occupandosi anche di politica finanziaria europea, non solo italiana. Bisogna quindi sottolineare che l'iniziativa delle casse rurali fu un'iniziativa eminentemente benefica, solidaristica e altruista, a favore delle classi meno abbienti. Se vogliamo sintetizzare l'opera di Leone Wallenborg, possiamo dire la frase che ha detto Augusto Graziani: Wallenborg ha studiato il vero per praticare il bene.